Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in un nuovo video editato, che non è una cosa da poco, e dopo veramente credo un anno, perché forse l'ultimo video editato è uscito. No, vabbè, un anno no, perché forse c'è il pagellone di metà anno, effettivamente. Però, vabbè, un video editato dopo tanto tempo. Ed oggi faremo, o meglio, farò e vi dirò i miei voti per il Cagliari 2020-2021, il pagellone finale del Cagliari 2020-2021. Allora, prima di cominciare ci tengo a precisare che questi sono i voti che do io, quindi non devono non devono per forza rispettare quelli che sono anche i vostri giudizi. Anzi, se non rispettano quelli che sono i vostri giudizi e vi trovate in disaccordo, mi raccomando, fatemelo sapere in un commento, scrivendo il perché, però mi raccomando con educazione e tutto, perché sennò è tutto un cazzo, come si suol dire. Allora, io direi di cominciare. Questa volta sarà molto diverso dagli altri pagelloni perché non mi sono preparato assolutamente niente di scritto se non il voto. Quindi andrò completamente a braccio, il che sarà una grande gioia per me, visto che poi dovrò editare il tutto. Però va bene. Allora, cominciamo ovviamente con i portieri. Il primo portiere è Cragno e qui vedete ho dato 9. Credo sia uno dei due a cui ho dato di più. Penso che non ci sia nemmeno da giustificare più di tanto il motivo. Io non riesco a capire come ci possano essere persone che ancora dicono di non sentirsi sicure con Cragno in porta. Il mondo è bello perché è vario, assolutamente, non lo metto in dubbio, però secondo me Cragno ti dà tutta l'affidabilità di cui una squadra può avere bisogno tra i pali. Senza contare che se avesse avuto una difesa molto meno lacunosa là davanti, avrebbe fatto sicuramente qualche clean sheet in più. Quindi Cragno 9, ma stagione veramente fantastica. Vedremo se rimarrà ancora, speriamo. Passiamo al secondo portiere, ovvero Vicario, a cui ho dato 8. 8 perché mi è assolutamente piaciuto quando ha preso il posto di Cragno, ha dimostrato con un'estrema tranquillità di poter tranquillamente coprire il posto da titolare in una squadra di Serie A. Io ho abbassato un po' il voto perché l'ho visto alcune volte l'ho visto incerto su qualche posizionamento, nulla di trascendentale ovviamente, però qualche imperfezione c'è stata, però ha tutte le potenzialità per diventare il portiere titolare, quindi 8 ci sta. Poi Aresti ovviamente senza voto, non ha visto il campo, quindi sarebbe stato inutile dare il voto. Passiamo ai difensori centrali. Valu 4. 4 perché è stata una stagione in cui mi aspettavo decisamente di più da lui. È un prospetto di cui si parla benissimo. L'abbiamo fregato a squadre come il Manchester United, il Manchester City, nemmeno mi ricordo, Però o fa fatica ad adattarsi o non si vuole adattare, senza contare che poi per buona parte del finale di stagione non si è visto, è sparito dai radar per non so quale assurdo motivo. Non ho potuto dargli un voto che si avvicinasse perlomeno alla sufficienza, quindi per quanto le volte che l'abbia visto a me è piaciuto perché ho visto che ha buona personalità, forse avanza un po' troppo col pallone e tenta un po' troppe volte di impostare il gioco, però tralasciando quello secondo me ci sono buonissime possibilità di avere un discreto difensore centrale, però al Cagliari per il momento non l'ha dimostrato e 4 è il voto che mi sento di dargli. Carboni 7. Carboni assolutamente 7. Sarebbe stato 8 se fosse stato più presente nell'arco della stagione. Gli avrei dato 8 veramente a mani basse
però 7 se lo merita. 7 sì, se lo merita. Penso che sia una delle rivelazioni più grandi, lo avevamo già visto l'anno scorso. L'anno scorso, infatti, c'era proprio una partita in cui questi due che ho nominato, sia Valu che Carboni, fecero una partita mostruosa perché veramente giocarono benissimo ed era Cagliari-Torino, giocata d'estate a luglio, tipo. Giocarono veramente benissimo, fecero una partita della Madonna e già lì si intravide il potenziale di Carboni. Poi con quello che stiamo vedendo, che abbiamo visto nelle ultime partite, stiamo parlando di un giocatore, un difensore centrale ventenne che non possiede chissà quali caratteristiche fisiche, ma una personalità disumana, tiene alla causa Cagliari perché è un cagliaritano, tifoso del Cagliari e ha dimostrato veramente di poter far bene. Personalità, grinta, carattere. L'unica pecca è che eccede un po' troppo nella cattiveria agonistica. Mi ricordo fu espulso l'anno scorso nella partita col Sassuolo. Molte volte era molto nervoso durante le partite di quest'anno. Però è anche una buona cosa perché, ripeto, significa che si vede che tiene alla causa. Quindi good for Carboni, speriamo che possa essere lui uno dei pilastri su cui far ripartire il progetto Cagliari. Passiamo poi a Rugani. 5. Non mi sono sentito di dare di meno a Rugani. Io credo che se fosse arrivato già nel mercato estivo e se fosse stato messo al centro del progetto, adesso staremmo parlando di un altro pilastro della difesa del Cagliari. E se non un pilastro, comunque un degno, un elemento degno della rosa del Cagliari. Ahimè non è stato così perché è arrivato di fretta e furia l'ultimo giorno del mercato, ha giocato veramente molto poco e mi dispiace perché secondo me aveva tutte le carte in regola per poter fare bene, però non ha avuto la possibilità di esprimersi come potrebbe e secondo me dargli meno di 5 sarebbe veramente troppo ingeneroso, quindi diamo 5 a Rugani. Clavan 4. Clavan 4 perché la cosa mi viene da dire è che questo è stato, tralasciando le poche presenze che ha fatto rispetto agli scorsi campionati, questo è stato il classico campionato di Clavan, ovvero nulla più assoluto, parecchi errori, nulla di nuovo sostanzialmente il campionato di Clavan. Dargli di più non ce l'avrei fatta. Dargli di meno sarebbe stato anche in questo caso veramente troppo ingeneroso. Secondo me 4 è un voto che ci può tranquillamente stare. 4 anche a Ceppitelli. Ceppitelli che è stato via praticamente per un anno intero per questa fascite plantare, se non erro. Il problema è che quando è tornato ha fatto danni, ha fatto solo e soltanto danni. Calcoliamo che ci stava per far pareggiare lo scontro diretto col Benevento per un errore suo, ricordiamocelo. Ma comunque, a prescindere dalla partita col Benevento, è tornato male, secondo me, è tornato molto male, non ha reso e quindi l'insufficienza, il 4 ci sta. Sono curioso di sapere voi cosa ne pensate di Ceppitelli. Perché, per carità, capitano, ha dimostrato sempre affetto alla maglia, tutto quello che vi pare non lo metto in dubbio, ma bisogna scindere alcune volte questa cosa. Io veramente ho notato un calo drastico di Ceppitelli, che non ha mai brillato, chiaramente, non stiamo mai parlando di un Sergio Ramos, però il suo lo faceva. Però è un paio d'anni a questa parte che veramente, come si dice a Roma, NCS, non ci siamo per niente, quindi 4. Invece la sufficienza se la merita Calabresi. Calabresi che ha visto, se non erro, 2-3 volte il campo, ma quelle 2-3 volte che si è fatto vedere ha dimostrato, secondo me, grandi cose. Anche in questo caso non stiamo parlando di un campione, non stiamo parlando di un fenomeno, però stiamo parlando di un giocatore che quando è entrato
ha fatto il suo, ci ha messo grinta, ci ha messo voglia, ha fatto vedere la volontà che ci metteva, e a me basta vedere questo, che tu già ti meriti la sufficienza. Calabresi 6, e vi spoilerò questa cosa, io nel mercato che farei del Cagliari, ve lo spoilerò, io Calabresi l'ho tenuto. Devo ancora editarlo il video, però io Calabresi l'ho tenuto perché è un giocatore che a me è piaciuto veramente tanto. È stato uno di quelli più sottovalutati quando è arrivato a Cagliari, e invece è stato uno di quelli che secondo me ha sorpreso di più. Non me l'aspettavo minimamente. Grande Arturo. E infine concludiamo la lista dei centrali con Diego Godin, a cui ho dato 6. Molti mi diranno solo 6? Sì, solo 6 perché non ce la faccio, è più forte di me. Devo necessariamente pensare al lato economico di Godin e al nome che porta dietro la maglia, perché ricordiamoci che lui è Diego Godin. Se guardo questa stagione e mi rendo conto che quel Diego Godin ha quel nome e guadagna 3 milioni netti a stagione, questa stagione non sarebbe nemmeno da dargli 6, sarebbe da dargli molto di meno secondo me. Però è innegabile che quando Godin ha giocato da Godin, la partita te l'ha svoltata. Quindi facendo il miscuglio di queste cose, secondo me il voto che viene fuori è 6. Però io sarei stato molto più tendente a dargli un'insufficienza, però secondo me sarebbe stato troppo ingeneroso per quelle partite in cui Godin ha dimostrato che può ancora dire la sua. Allora, finiti i centrali, adesso si passa ai terzini sinistri, e quindi Lico Giannis 6. Ragazzi, segnatevelo. Lico Giannis 6, penso sia la prima volta in cui do la sufficienza a Lico Giannis, o forse la prima volta in cui non do un'insufficienza grave addirittura a Lico Giannis. 6 per il semplice fatto, raga, secondo me anche quest'anno sarebbe da insufficienza Lico Giannis. Però ho voluto premiare il fatto che abbia fatto 4 gol, 4 assist, quello che cazzo è. Io ho voluto dare un riconoscimento e dargli questa tregua mediatica, diciamo, solo per questo motivo. Perché alla luce di quello che ha fatto di buono, che è sicuramente migliore di tutte le stagioni messe insieme del Cagliari, cioè in questa stagione ha fatto meglio rispetto a tutte le altre messe insieme, ci sono ancora degli errori veramente al limite del ridicolo, e stiamo parlando sempre di un giocatore che gioca come terzino sinistro, che il sinistro si ricorda di usarlo a volte e che non sa difendere. Quindi sì, sufficienza, diciamo che se l'è meritata, ma c'è ancora tanto, veramente tanto da lavorare. Quindi un'insufficienza, una... È strano da dire, però un 6 di incoraggiamento. Perché... Perché sì, 6 di incoraggiamento, mettiamola così. Passiamo poi a Tripaldelli, a cui ho dato 5, ma avrei potuto tranquillamente dare secondo me un senza voto, perché per le volte che l'abbiamo visto in campo non mi sentirei di giudicarlo. Ho dato un 5 perché è giovane, perché si è visto privato della titolarità dal solito Lico Giannis, che tutti gli anni critichiamo, ma per qualche motivo è sempre lui il titolare. E mi dispiace, quindi il 5 è più che altro per il dispiacere di avere un ragazzo giovane che potrebbe fare, secondo me, cose abbastanza buone sulla fascia sinistra, ma si è visto privato dello spazio dal solito giocatore, dal solito Lico Giannis. Per quello che ho visto è chiaro che non stiamo parlando, strainflazionata sta cosa in questo video, non stiamo parlando di un fenomeno, però è vero, è giovane, sicuramente ha delle lacune, però ha anche il tempo per migliorarle, quindi io avrei continuato con Tripaldelli. Ahimè, vedremo cosa ci riserverà il calciomercato. Speriamo, io spero che lui possa rimanere, lo spero vivamente.
E poi ragazzi, preparatevi, non siete pronti, perché adesso state per vedere il voto più basso, e per voto più basso intendo il voto più basso, che io abbia mai dato in un pagellone. Non l'ho dato a Van der Wiel, non l'ho dato ad Andreolli, non l'ho dato a Lico Giannis, lo do ad Asamoah. Zero. Asamoah? Zero. Ragazzi, vi giuro, anche impegnandomi, anche ricordandomi come stesse sul campo, non ce l'ho fatta a dare un voto che fosse più alto di zero. Veramente non ce l'ho fatta. Abbiamo speso soldi e fortunatamente va in scadenza già quest'anno, quindi gli hanno fatto un contratto di 6 mesi. Io sono la persona più felice del mondo di non vedere più Asamoah con la nostra maglia addosso, perché è veramente un morto che cammina. Era allucinante, era indecente vederlo in campo. Non correva, stava fermo, dava male il pallone e veniva anche pagato. Penso che ci siano tutti i presupposti per dare 0 ad Asamoah. Sarò ingeneroso, sarò cattivo, ditemi quello che vi pare, ma non ce la faccio a dare più di 0 ad Asamoah. Non ce la faccio. Paradossalmente anche Ligo Giannis nella stagione peggiore è meglio di Asamoah, perché almeno qualcosina prova a fare. Anche i vari Andreolli e Van der Wiel erano meglio di Asamoah. Non ce la faccio a dargli più di 0, veramente. Sarò cattivo, ditemi quello che vi pare, ma questo è il mio voto per Asamoah. 0. Zappa 6. Nonostante abbia giocato praticamente tutta la stagione fuori ruolo, perché penso sia palese che in realtà lui sia un esterno piuttosto che un terzino, a me è piaciuto perché ha dimostrato comunque una buona spinta offensiva, buona propensione all'assist, un bel piede per crossare, ha corsa, ha dinamismo, magari forse un pochino più di dribbling, però è giovane e ha la possibilità di migliorare. 6, il 6 secondo me ci sta. Non gli avrei mai dato un'insufficienza, quindi 6. Anche se io ho detto che non è un terzino, però vi spoilerò anche questo, nel mercato che farei l'ho messo terzino destro. Vabbè, lasciamo perdere, dai. Comunque Zappa 6. Invece la metà di 6 è 3 ed è il voto che si becca Faragò, perché ok che c'è stato soltanto fino a gennaio, però ripeto, stiamo parlando anche in questo caso, vale la stessa cosa di Clavan. La stagione di Faragò è stata identica, cioè non è cambiata una minchia. Stiamo parlando sempre delle solite cose, sempre dei soliti giocatori scrausi che non hanno le caratteristiche per rimanere in Serie A, quindi non ce la faccio a dare più di 3. Sono stato molto cattivo, perché adesso cominciamo con i centrocampisti centrali e Caligara 1. Ragazzi, perdonatemi, non ce la faccio, non ce la faccio. Specialmente se ricordo come fossero tutti infervorati all'inizio quando arrivò Di Francesco dicendo Caligara sarà il nuovo Zaniolo. No, assolutamente no. Tutti infervorati perché comunque Caligara aveva esordito prima in Champions che in Serie A. Ok, mm, mossa audace quella fatta dalla Juve anni fa, quella di far esordire Caligara, se non erro, poi contro il Barcellona al Camp Nou, se non vado errando, però correggetemi se sbaglio, prima che in campionato. Però nulla toglie al fatto che questo ragazzo in campo ha dimostrato 0, anzi ha dimostrato 1, che è il voto che io mi sento di dargli. Caligara purtroppo non credo, perlomeno per il momento, riesca a fare più di quello che ha dimostrato. Quindi se il Cagliari ci vuole puntare, continui a girarlo in prestito fino a quando non cambierà qualcosa, ma fino a quel momento Caligara è da 1, secondo me. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Dopo Caligara
abbiamo Oliva, a cui ho dato 4. 4 perché inizialmente non è stato molto considerato, non è stato sicuramente messo al centro del progetto né con Difra e basta perché poi comunque è andato via e quando ha giocato non ha giocato bene, tolto se non mi sbaglio il gol contro l'Inter in Coppa Italia, se non mi sbaglio l'ha fatto lui, se non addirittura era l'anno scorso, non mi ricordo, comunque credo abbia fatto un gol contro l'Inter in Coppa Italia, tralasciando quello veramente veramente disastroso, a me non è piaciuto per niente, quindi 4. Passiamo a ROG 7. ROG 7 che sarebbe stato 8 se avessi aggiunto quanto è mancato questo giocatore al Cagliari. Non è nemmeno sbagliato dire che il primo acquisto del Cagliari 2021-2022 sarà ROG, perché stiamo parlando di un giocatore eccezionale con la possibilità di fare veramente tutte le fasi, instancabile, veramente, semplicemente Marco Rog. So che l'Eccelso è un roghiano di prima categoria ed è giusto perché stiamo parlando veramente di un giocatore fantastico che è mancato. Certo, quando la squadra stava girando male, anche lui girava male, ma era appunto un qualcosa di collettivo, non c'era nessuno che stesse rendendo bene quando la squadra rendeva male. Mm, Però stiamo parlando di un giocatore che ha veramente delle caratteristiche assurde e un 7 se lo merita. Come il 7 se lo merita anche Marin. Sarebbe stato un'insufficienza, sarebbe stata se avesse continuato a giocare da mediano, cosa che abbiamo visto non può fare, o meglio da regista, si è visto decisamente che non può giocarci lì. Da mezzala è veramente cambiato tutto. Stiamo parlando di un giocatore che ha un obbligo di riscatto di 10 milioni. Fino a quando non giocava mezzala io mi chiedevo perché il Cagliari avesse deciso di buttare così i soldi, però quando ha cambiato il ruolo, ho capito anche il motivo per cui il Cagliari ha deciso di puntare quei 10 milioni su di lui, perché effettivamente li vale. A corsa lo preferirei vedere magari più bravino in interdizione, ma comunque non mi posso lamentare. Anche la botta da fuori, perché ce l'ha, è riuscito a trovare più volte il gol, quindi io mi ritengo abbastanza soddisfatto della stagione di Marin, ancora non capisco qual è la pronuncia adatta, e spero che possa continuare così anche per la prossima stagione. Passiamo poi a un giocatore che siamo certi non ci sarà più, ovvero Duncan, a cui ho dato 5. Duncan è stato uno di quei giocatori che io ho sempre pensato potesse rivelarsi funzionale a quello che era il Cagliari, che però non mi ha mai convinto, specialmente per quanto riguarda l'impostazione, la trama dei passaggi. Ho sempre notato che faceva veramente tanti errori per quanto riguardava i passaggi, anche se a livello fisico reggeva bene. Forse a doti tecniche non eccelleva, non ha mai sfigurato più di tanto, secondo me non ha mai fatto prestazioni veramente insufficienti, però dargli anche solo il 6 secondo me sarebbe stato troppo, quindi ho optato per il 5. De Iola 6. De Iola ci sarebbe veramente da aprire da farci un video a parte, perché ci sono quelli che sono detrattori nella maniera più totale di De Iola, che pensano che non sia nemmeno un giocatore, e quelli che hanno osannato in questa stagione De Iola come se fosse il nuovo Gesù Cristo sceso in terra. E come sempre la verità sta nel mezzo, ovvero De Iola è un giocatore che quando è tornato ha fatto fatica, ha disputato delle buone partite, perché ha disputato delle buone partite, ma stiamo parlando comunque di un giocatore che secondo me è a livello
è ad un livello abbastanza basso. Secondo me stiamo parlando di un giocatore da squadra che lotta per la salvezza barra squadra che retrocede in Serie B. Non stiamo parlando di un giocatore su cui si può pensare di costruire una squadra. Se lo si vuole tenere come riserva, secondo me ci sta. Per il resto no. Comunque 6 perché qualche partita buona l'ha fatta, però non stiamo parlando di chissà che prestazione. Io più che altro ho visto partite in cui avrebbe potuto fare peggio, ma fortunatamente non l'ha fatto. Quindi secondo me la sufficienza base ci sta. Poi passiamo a lui, al mio amore più grande, che so molti che storceranno il naso quando andranno a vedere il voto, però a Nandez io do 8. Sarei stato molto tentato di dare 9, ve lo dico sinceramente, ma il periodo in cui Nandez non ha reso mi ha impedito di dargli un 9. Nandez 8, perché stiamo parlando di Naiden Nandez, veramente un giocatore mostruoso, sontuoso. Sulla fascia non lo fermi, perché non lo fermi. Ho in mente la galoppata finale contro il Benevento, che è veramente fantastica. Il gol contro la Samp. Questo giocatore quando non ha reso si è visto, perché si è visto, ma si è altrettanto visto quando ha reso, ragazzi. Veramente mostruoso. Non so cos'altro dire di Nandez, perché veramente sarebbe superfluo dire altro. Semplicemente Nathan Nandez. 8. Avrei voluto dargli 9, credetemi, perché io lo amo alla follia. Però se andiamo a ripensare a quel periodo in cui Nandez era veramente irriconoscibile, dargli 9 sarebbe stato troppo. Sono però curioso di sapere voi cosa ne pensate. Passiamo poi al Ninja. Nainggolan 6. 6 perché tolto il gol con la Samp e qualche prestazione, ritengo che il ritorno, anzi il ritorno di Nainggolan a Cagliari sia stato, non dico fallimentare, ma al di sotto delle aspettative. Penso che un po' tutti ci aspettavamo di più da Nainggolan. Forse il tutto è stato causato da una preparazione fisica un po' scadente, non lo metto in dubbio. All'Inter non ha trovato praticamente mai spazio e tornato a Cagliari si è ritrovato ad essere titolare con una condizione fisica magari non delle migliori, però si allenava costantemente, quindi non riesco a capire questa sua stagione, che ripeto, sufficiente, ma secondo me nettamente al di sotto delle potenzialità del giocatore. Mi aspettavo di più dal Ninja e spero di dovermi aspettare di più, perché il che significa che lui è rimasto a Cagliari. Gaston Pereiro 7. Mi dispiace tantissimo il fatto che nel finale di stagione, quando il Cagliari poteva e doveva puntare su di lui si sia beccato il Covid. Dispiace veramente tantissimo. 7 perché quello che ha dimostrato è da 7. Mi ricordo ancora il gol con lo Spezia, veramente ha delle doti, specialmente per quanto riguarda il tiro, veramente eccezionali. L'unica cosa è che è molto incostante, vuoi perché magari è stato lui che ha fatto fatica ad ambientarsi, vuoi perché non è stato usato quanto doveva, ha fatto fatica e si è visto, però io spero che per la prossima stagione il Cagliari punti forte su di lui, anche perché è un giocatore che ha un ingaggio abbastanza oneroso e quindi sarebbe giusto sfruttare le sue caratteristiche. Passiamo poi a Riccardino Sottil, a cui ho dato 7. 7 perché quello che ho visto in campo è di un giocatore da 8, se non addirittura 9, a corsa, a tecnica, a tiro, a dribbling, a fame, a tutto, volendo Sottil, però tralasciando il fatto che è stato via per un infortunio e bisognerà vedere
quanto vero fosse questo infortunio. Lo vedo ancora parecchio immaturo. Non lo so, magari è un qualcosa mia, una cosa mia, però guardando indietro lo vedo forse un po' immaturo. È un giocatore, ripeto, che sulle caratteristiche c'è veramente poco da dirgli, penso che avrà una carriera brillante, però se lo vedo un po' più con la testa sul pezzo, secondo me Sottil diventa veramente tanta tanta roba. Il problema appunto è la testa e il fatto che lui rischia di perdersi nei bicchieri d'acqua. Migliorando questo, secondo me, stiamo parlando di un campione. Io spero che ci sia le possibilità di farlo rimanere a Cagliari. Staremo a vedere. Passiamo poi a Tramoni Matteo, ovviamente, perché Lisandro non ha giocato un singolo minuto in prima squadra. Ecco, a lui ho dato 5, ma avrei volentieri dato un senza voto. Perché alla fine dei conti penso che non abbia dimostrato nulla. Quando l'ho visto in campo era uno di quelli che a me non sapeva né di carne né di pesce, veramente anonimo. A questo punto sì, effettivamente ritratto il mio 5 con un senza voto, perché non saprei veramente cosa dargli. Voi vedete 5, ma in realtà è senza voto. Non so veramente cosa dire, perché l'ho visto veramente poco e non c'è nemmeno un'azione, un dettaglio, a parte il fatto che sia biondo, che io mi ricordi di lui. E diciamo che non è proprio la migliore delle cose queste. Andiamo in conclusione perché questo video sta durando veramente tanto. Un as 6. Avrei dato anche 7, però causa Covid e causa gli infortuni che ha avuto non mi sono sentito di dargli di più, anche perché non ha fatto nemmeno un gol, credo, con il Cagliari. Ehm, Stiamo parlando di un giocatore, ripeto, a caratteristiche eccezionali, un po' simile a Sottil, però diciamo che un as ha avuto il problema di infortunarsi e avere dei problemi nel momento in cui Sottil stava esplodendo. E quando Sottil è esploso, un as si è trovato chiuso, ha trovato gli spazi totalmente bloccati e quindi giustamente lui voleva giocare. Il Cagliari ha dato la priorità a Sottil perché in quel momento era colui che stava messo meglio fisicamente e che rendeva meglio, e quindi la storia di un as con il Cagliari è finita in quel momento. Dispiace, però secondo me è stato giusto così. 6 perché comunque la sufficienza se l'è meritata, ma di più no. Joao Pedro JP10 si becca un bel 9. Insieme a Cranio è colui che ha preso il voto più alto. Il 9 perché un altro anno Joao Pedro ha mandato avanti la baracca quando tecnicamente non era lui quello addetto a farlo. Io pensavo che quest'anno Simeone trovasse la quadra per giocare la prima punta, perché l'anno scorso è stato un caso. Il Cagliari ha giocato con Simeone prima punta, ma in realtà doveva essere Pavoletti. E Joao Pedro ha messo la toppa diventando il capocannoniere di quell'annata. È successa la stessa cosa quest'anno, con la differenza che comunque Pavoletti è tornato anche se dopo 2 crociati rotti. Simeone, a parte la prima parte di stagione, non ha fatto assolutamente nulla. Joao Pedro ha di nuovo messo il suo e ha fatto capire chi veramente comanda nel Cagliari, perché per il secondo anno di fila è andato in doppia cifra. Cosa si vuole dire a Joao Pedro? Cosa si vuole dire a Joao Pedro? Nulla, tralasciando il fatto che la prima parte di stagione, magari impiegato come ala, non ha sicuramente reso. Strano, perché pensavo che potesse rendere. Tranne quel periodo, secondo me la stagione di Joao Pedro è da 9. Poi è chiaro che quando vuole giocare Joao gioca, quando non vuole giocare diventa un peso in campo perché cammina, però
stranamente negli ultimi tempi, anche quando cammina in campo, riesce sempre a salvarsi all'ultimo, trovando il guizzo che possa portare il Cagliari o al gol o a una giocata importante. Comunque Joao Pedro sta diventando sempre di più il... non riesco a trovare la parola, comunque è veramente una parte fondamentale di questo Cagliari, se non la parte cruciale. Quindi 9 assolutamente meritato. Pavoletti 4. Io sinceramente non me la sono sentita di dare più di 4 a Pavoletti. Ha praticamente vinto da solo una partita, quella col Crotone nella partita di ritorno, non lo metto in dubbio. Ha segnato il gol contro, eh, contro il Benevento, il gol del 2-1, non lo metto in dubbio. Tra l'altro ha fatto anche un altro gol, forse no, contro la Samp no, o forse contro la Samp, non mi ricordo, forse ha fatto un altro gol. Però, guardando le partite, io continuo a vedere una prima punta che non sa stoppare un pallone, che molte volte non riesce a gestirlo, molte volte perde i contrasti di fisico quando dovrebbe reggerli. Ho visto, specialmente nelle ultime partite, un giocatore molto nervoso. A me dispiace perché a livello umano poi mi sta anche molto simpatico Pavoletti, ma più lo guardo giocare e più capisco che il Cagliari non fa per lui e Pavoletti non fa il caso del Cagliari, secondo me. Cherry 6, Cherry sufficienza meritata, semplicemente per quel gol col Parma, cioè basterebbe anche solo quello per dargli 6, ma perché Cherry ha fatto quello che Pavoletti non è riuscito a fare in questo campionato e sarebbe ingiusto dargli un'insufficienza. Non è un giocatore da Serie A, secondo me Cherry, però rispetto a Pavoletti quest'anno ha giocato molto molto bene. Cherry ha fatto quello che avrebbe dovuto fare Pavoletti e la sufficienza secondo me se l'è meritata tutta. Simeone 2, perché Simeone ok, l'inizio di campionato a raffica, ha segnato a manetta, dopo la partita col Bologna è andato in pensione, ha fatto quel gol che ci ha fatto un po' illudere tutti che si potesse sbloccare, quello contro la Juve, ma ha tolto quello, il nulla. Simeone il nulla, veramente zero, insufficienza grave, secondo me strameritata, perché passi che tu giochi una stagione altalenante. Io tra l'altro a me piace molto Simeone perché quando è in partita può fare bene, ma un altro anno così non si poteva reggere. Simeone insufficienza no grave, gravissima. Basta, veramente basta. Passiamo e finiamo questo video parlando dei due mister. Di Francesco voto 4. Perché 4 di Francesco? Perché io continuo ad essere dell'idea che non sia tutta colpa sua. Quando si sbaglia tutti insieme, quindi è chiaro che c'è un po' di colpa di Francesco nel insistere con determinati moduli e con determinate idee, quindi non avere l'ampiezza mentale che ti permetta di svariare tra tutto quello che le tattiche del calcio ti possono offrire, come d'altro canto è colpa del presidente e del direttore sportivo quando si vengono dette alcune cose e poi non vengono rispettate, perché si parla che il Cagliari, cioè Di Francesco ha palesemente chiesto un regista già da inizio campionato e il regista non gli è stato preso. È chiaro che se tu vai a prendere un allenatore come Di Francesco devi sapere che se tu non lo assecondi non arriverai mai al risultato. E ripeto, qua è colpa sia del presidente e sia dell'allenatore e anche della rosa che non ha minimamente reso all'inizio quanto avrebbe dovuto. Quindi questo è il mio voto per Di Francesco, ribadendo il fatto che secondo me se messo in condizione avremmo potuto fare molto bene. Se Di Francesco prende 4, semplici prende il doppio 8. Non c'è nemmeno bisogno che io vi stia a dire il motivo.
Ripeto, a me Semplici non piace, però penso che sia stata la scelta più giusta che il Cagliari potesse fare, e la scelta più giusta che il Cagliari potesse fare è anche continuare con lui per dare stabilità a questo progetto e gettare il primo tassello, mettere la prima pietra per questo progetto. Secondo me lui è la persona più adatta. Ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video.